L'ultimo episodio in ordine di tempo, il taglio delle quattro ruote dell'automobile, un Audi di una funzionaria del comune di Palma di Montechiaro, Concetta Di Vincenzo. La donna addetta al settore controlli abusivismo edilizio e rilascio concessioni è moglie dell'assessore comunale ai lavori pubblici Dario Agugliaro. È in precedenza un cane scozzato rinvenuto in prossimità del cimitero comunale. Due fatti, spiega il sindaco di Palma di Montechiaro Pasquale Amato, che risuonano come campanelli d'allarme e che ci invitano a non scordarci del luogo in cui siamo. Noi non ci fermiamo, continua il primo cittadino, seguiamo il percorso istituzionale, la strada del progresso civile, ma abbiamo bisogno dello Stato e di non essere soli. Così oggi Pasquale Amato ha preso carta e penna per lanciare un grido d'allarme dalla città del Gattopardo. Una lettera indirizzata al prefetto di Agrigento e sottoposta anche all'attenzione dei più alti esponenti politici del territorio provinciale, che oggi rivestono incarichi a livello nazionale e regionale, primo fra tutti il vice premier e ministro degli interni Angelino Alfano. Una missiva dalle parole forti, quella di Pasquale Amato, in cui si legge: questa amministrazione si è insediata a giugno, dopo che indagini e contestazioni giudiziarie avevano fermato la precedente amministrazione alla fine del gennaio scorso. Ci siamo trovati una struttura sconvolta, fortemente scossa per il clima di tensione che si respirava nel quotidiano, ma anche una città violentata che subiva l'umiliazione di essere piegata a un sistema. Prima di tutto siamo stati chiamati a dire no alla mafia, al malaffare, all'abusivismo, a ristabilire il diritto delle procedure amministrative. Ed ancora, scrive il sindaco, ci siamo cimentati coi controlli degli immobili abusivi, così come sollecitato dalla magistratura. Ci misuriamo giorno per giorno con un territorio dove le nuove leve mafiose ritengono di poter spadroneggiare, ma siamo qui giorno per giorno ad impegnarci per riguadagnare lo spazio sottratto allo Stato e alla vita civile. Adesso, conclude il primo cittadino, chiediamo di non essere lasciati soli.